L'amministrazione comunale di Rosà ha aderito all'iniziativa I comuni sostengono le imprese per dare credito a un territorio colpito dalla crisi ma con un'innata propensione alla resilienza. Il comune agevola così la messa a disposizione di nuova liquidità a sostegno dell'economia locale. Abbiamo già fatto degli interventi ad hoc assieme alle associazioni di categoria, ma in questo in particolare è un aiuto per una ripartenza, un aiuto per rimettere in liquidità alle imprese che hanno bisogno. Siamo già stati contattati tra l'altro anche dalle imprese dalle economiche qui del territorio, per cui Rosà c'è. Il tessuto economico di Rosà come ha risposto non solo a questa iniziativa ma a questo periodo così difficile? Beh, l'imprenditore da buon veneto non si ferma su nulla, però vi garantisco, sta veramente soffrendo, lo fa in silenzio e dobbiamo per forza di cose essere vicini a loro. L'iniziativa è promossa da Confcommercio con la partecipazione diretta di Confidi, Fidimpresa e Turismo Veneto e può contare sull'appoggio di alcuni degli istituti bancari del territorio. È chiaro che le banche di credito cooperativo, banche del territorio, non potevano sottrarsi a questo tipo di iniziativa che altre amministrazioni hanno già lanciato, perché in questo momento di sofferenza è chiaro che ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte. La Confcommercio in questo momento ha cercato di essere vicina, coinvolgendo le amministrazioni e creando un ponte che dia un'agevolazione a tutti quelli che vogliono accedere a questo credito.